Ben ritrovati gentili telespettatori con l'informazione su Canal Furlan. Frontale tra due auto lungo la strada provinciale 126 all'altezza del chilometro 4 nel comune di Chiopri Viscone. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve nello scontro avvenuto poco dopo le 7:30 di questa mattina. Entrambi i feriti, fuori pericolo di vita, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale di Udine a bordo dell'elisoccorso e a Palmanova. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia stradale di Gorizia. L'ANAS comunica che dal 15 novembre al 15 aprile 2015 sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo, l'utilizzo di pneumatici invernali sui tratti delle strade in gestione al compartimento Friuli Venezia Giulia, più esposti al rischio di precipitazioni nevose o alla formazione di ghiaccio. I tratti interessati sono la strada statale 54 del Friuli, la 52 bis Carnica, la statale 13 Pontebbana, la statale 14 della Venezia Giulia, il raccordo autostradale 13 A4, la strada statale 220 ex Grande Viabilità Triestina, la nuova strada ANAS 314 Catinara Padriciano e la statale 202 Triestina. Torna in occasione delle celebrazioni del 4 novembre l'annuale appuntamento con caserme aperte, che ha permesso al pubblico, grandi e piccini, di visitare le infrastrutture militari. Nella giornata odierna, nel ricordo della vittoria nella Grande Guerra, c'è stata la possibilità di conoscere da vicino i reparti delle Forze Armate e della Guardia di Finanza dislocati nella regione Friuli Venezia Giulia, visitando 13 caserme dove si è potuto toccare con mano la vita di reparto ed ammirare da vicino i mezzi e i veicoli operativi e tattici in dotazione. Immagini da noi realizzate sono state registrate questa mattina a Udine all'interno della caserma Berghins, sede del terzo reggimento Genio Guastatori, reparto dell'esercito italiano dipendente della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Per l'occasione l'invito è stato esteso a diverse scuole superiori di Udine e alla scuola dell'infanzia di Feletto Umberto. Studenti e insegnanti hanno seguito il percorso preparato dagli oltre 700 militari presenti all'interno della caserma. In piazza d'armi i mezzi utilizzati dal Genio Guastatori, che dimostra ancora una volta che i nostri reparti specializzati possono dare un contributo importante in tempo di pace anche nelle situazioni sfavorevoli, affiancando in tempi celeri i reparti civili impegnati nella difesa del territorio. Da notare come i più piccoli abbiano dato un segnale chiaro ai loro colleghi più grandi, bersagliando di domande gli addetti militari sul funzionamento dei mezzi d'esposizione. Nelle altre aree della caserma sono state allestite due mostre, la prima dedicata alla storia del reggimento, con cimeli e foto d'epoca dai campi di battaglia coloniali, passando tra le due guerre mondiali ai giorni nostri. La seconda, alla presenza del presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, una mostra civile con opere di alcuni artisti incentrata sulla figura dei nostri militari. Previsioni del tempo. Sui monti coperto con piogge in genere molto intense, anche temporalesche, che potrebbero localmente interessare anche la pianura. Quota neve sui 2300 metri circa. In pianura piogge intense con valori inferiori verso la costa, dove soffrirà scirocco da sostenuto a forte. Venti forti da sud in quota. In serata piogge abbondanti e temporali potranno interessare anche bassa pianura e costa. Si chiude qui, gentili telespettatori, la pagina informativa di Canal Furlan. Come sempre non cambiate canale perché la nostra rete vi proporrà musica e tanto divertimento. Per quanto mi riguarda non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con la nostra rete televisiva e, come si dice in questi casi, alla prossima!